Buongiorno da Portoviro, i free bikers, gli esploratori in bicicletta che quest'anno festeggiano 22 anni di onorata carriera, domani partono per un'altra avventura. Dove andrete, Mario? Andiamo ad Arborea, perché è il comune veneto in Sardegna. Zaia, il nostro governatore, nel 2017 l'ha proprio nominata comune veneto della Sardegna. E noi là abbiamo già diversi appuntamenti con i veneti del mondo e saremo ospiti della città di Arborea, insomma. Ecco, tra l'altro, lo ricordo anche all'assessore Capanna, già Tele Sardegna se ne sta occupando perché stanno aspettando i veneti che vengono dal Veneto con i veneti che sono arrivati. Mi spiegavi che sono arrivati praticamente con le bonifiche. Io per esempio conoscevo solo quello di Latina, l'Agropontino, invece anche abbiamo tanti veneti anche là. Sì, perché nel 1828 Mussolini ha bonificato tutta quell'area, area circa 20.000 ettari, e siccome i polesani erano noti in tutta Italia per ottimi bonificatori e grandi lavoratori, taluni sono andati là e Mussolini gli ha dato anche dei poderi, 20-30 ettari cada uno. Ecco, ricordiamo che Portoviro in una settimana della sostenibilità vi ha premiato, quindi assessore, avere questi tre bei personaggi, che orgoglio è per la città? È una grande soddisfazione perché loro portano un messaggio di amicizia e solidarietà alle popolazioni che vanno ad incontrare da parte delle istituzioni locali. Poi portano anche informazioni su quello che è la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, si arricchiscono con la cultura e le tradizioni delle popolazioni locali che vanno a conoscere, così ampliano i loro orizzonti. Sono dei veri e propri ambasciatori del Delta del Po, ma sono anche ambasciatori di sostenibilità. Infatti ieri al Museo della Bonifica di Cal Vendramin li abbiamo premiati come ambasciatori di sostenibilità per l'impegno che ci mettono, per quello che fanno, nel senso di favorire e incentivare un futuro di sviluppo sostenibile del nostro territorio. E quindi il tragitto sarà? Ah, bene, dunque partiremo da Cagliari e arriveremo appunto ad Arborea, dove rimarremo 4 giorni, saremo in occasione della festa degli Infiorati il 2 giugno. Poi avremo alcuni incontri che ci hanno organizzato e poi non solo Arborea, ma andremo a visitare anche la Sardegna in modalità slow, quindi in bicicletta, come appunto diceva la sorella, in modalità lenta, e racconteremo la storia della Sardegna, perché è una storia molto, molto antica. Si parla appunto di un popolo che deriva dai nuragi, quindi un popolo che ha all'incirca dai 7-8 mila anni, con una storia molto, molto particolare. Quindi andremo anche alla ricerca un po' della storia della Sardegna. Sicuramente sarà molto interessante. Quindi se ci seguite poi vi racconteremo un po'. Ecco, io mi impegno a seguire anche se mi mandate i video per quello che farete. Allora, l'assessore Capanna in un incontro sullo slow motion, però a piedi, ha detto la prossima volta partecipo anch'io. Parteciperai anche lei, assessore? Mi piacerebbe, perché io ho la bici da corsa, ce l'ho, magari mi compro una gravel per poter fare anche così i percorsi un pochettino più accidentati. Mi piacerebbe veramente fare questa esperienza, perché un turismo lento e solidale a favore della sostenibilità ambientale in bicicletta è un bel messaggio che i ragazzi qua Ragazzi. E con questo impegno dell'assessore vedremo se poi lo mantiene. Grazie e complimenti. Partenza domani? Abbiamo una cosa, Sì, che ecco, siamo portatori appunto di un messaggio alla sindaca di Arborea, che appunto, se ci può dire. Sì, allora noi diamo il gagliardetto a loro da consegnare alla sindaca di Arborea, il gagliardetto della città di Portoviro, e un messaggio